Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Scontro. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e dirette dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è tenervi un passo avanti, con tutto ciò che accade nel mondo azzurro. Prima di tuffarci in questo argomento che sta lasciando tutti a bocca aperta, lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché quello che arriva adesso promette di scuotere il futuro del Napoli. Dimenticate per un momento i nomi che si sentono di continuo, Kobbie Mainoo o Lorenzo Pellegrini. Ciò che davvero potrebbe sorprendere i tifosi del Napoli è una mossa più audace. Una trattativa di peso che potrebbe ridefinire completamente il centrocampo azzurro, Sergej Milinković-Savić. Il club starebbe valutando questa possibilità per colmare con forza la lacuna lasciata da Frank Zambo Anguissa, che sarà assente durante la Coppa d'Africa, e anche per prevenire eventuali problemi fisici o infortuni. Milinković-Savić, attualmente all'Al Hilal, è un centrocampista di livello assoluto, fisicità, visione di gioco, inserimento offensivo ed esperienza internazionale in grandi club. Caratteristiche che lo rendono molto più di un semplice sostituto di Anguissa. Ovviamente, le sfide non mancano, il contratto e lo stipendio di Milinković-Savić con l'Al Hilal sono elevatissimi, rendendo l'operazione complessa e costosa. Ma il fatto che il Napoli stia pensando in grande, considerando un nome di questo calibro, mostra che la dirigenza non vuole più giocare sul sicuro, punta su rinforzi in grado di fare la vera differenza. È un messaggio chiaro alla squadra, ai tifosi e agli avversari: il Napoli non si accontenta di mantenere. Vuole crescere, dominare, competere al massimo livello. Se questa mossa dovesse concretizzarsi, potrebbe segnare un nuovo capitolo nel progetto di Antonio Conte. Un tecnico che pretende intensità, impegno e qualità in ogni zona del campo. Ora vogliamo sapere la tua opinione, tifoso azzurro. Approveresti l'arrivo di Milinković-Savić al Napoli, anche con tutti i rischi economici e di adattamento? O pensi che sarebbe meglio puntare su profili più giovani e meno costosi, come Mainoo o Pellegrini? Scrivilo nei commenti e partecipa al dibattito. E, naturalmente, se ami questo tipo di contenuto e vuoi sostenere il nostro lavoro, lascia un super thanks. Ci aiuta tantissimo a continuare a portarvi le notizie più calde ed esclusive sul nostro Napoli. Forza Napoli sempre!